Se vedendo il titolo del video avete pensato alla panoramica delle vette, vi state sbagliando. Qui ci troviamo nella riserva della Vallalba, a sud-ovest del Zog d'Albor. Per arrivarci non è richiesta tanta strada. Basta raggiungere Moggio e prendere un tratto della Valaupa. Sulla destra attraversare l'abitato di Pradis, proseguendo poi su una buona strada asfaltata fino a raggiungere il parcheggio della Vallalba. Si tratta di un percorso lungo, in zone selvagge e solitarie. Il sentiero 450, dopo vari saliscendi, ci porta a Forcella Vidus e quindi all'alta via Cai di Moggio. Da lì raggiungiamo la cima del Crostis. Rientriamo attraverso il sentiero 425 al Bivacco Bianchi e quindi il 428 verso il punto di partenza. Eccoci in partenza. All'andata evitiamo il sentiero 428A perché è segnalato come dismesso. Ci si abbassa un po' di quota ed attraversiamo il Rio Alba. Qui Forcella Vidus è indicata a 3 ore. Noi impieghiamo poco più di 2. Ancora uno splendido rio da attraversare, il Rio Fondaris. Si sale per arrivare a Casera Crostis. In lontananza il rifugio Vualt. Ecco quel poco che rimane della Casera Crostis. Noi proseguiamo verso la Forcella Vidus. Al bivio con il sentiero che viene dal Monte Pisimoni, noi proseguiamo a sinistra verso la cima del Monte Crostis. Dopo 15 giorni di spiaggia adesso un po' di monte, va a dire boh. Si prosegue su un bellissimo sentiero aperto tra i mughi, fino a raggiungere una cresta che ci porterà poi verso la cima. Da qui attraversiamo dei tratti abbastanza esposti che richiedono molta attenzione. Davanti a noi, in un luogo incredibile, uno splendido esemplare di raponzolo di roccia e dai nostri piedi un mazzetto di stelle alpine. Da qui si sale rapidamente fino a raggiungere uno stretto passaggio in cresta. Valeva la pena di far tutta questa fatica, se non altro per raggiungere questo tratto. Ancora qualche su e giù poco prima di raggiungere la vetta. Ecco la cima, con davanti lo spettacolare Zog d'Albor. Sotto di noi la bellissima mulattiera militare che porta all'ex ricovero militare di Sotkretis.
Alle ore 12 siamo in cima al Monte Crostis. Lo spettacolo che si offre davanti a noi è quanto mai appagante. Un buon caffè e poi ci si prepara per rientrare. Da qui si vede molto bene la confluenza del Fella nel tagliamento. Rientriamo passando dalla forcella Fonderies. Prendiamo il sentiero 425 che va verso il Rifugio Bianchi. Praticamente andiamo ad attraversare tutto il versante ovest del Zogdalbor. Questo è il percorso che stiamo facendo in questo momento, una mulattiera che sembra tracciata con la stecca. Sotto di noi un camoscio, il primo esemplare che vediamo oggi, mentre sopra di noi ci scorre la magnifica parete del Zogdalbor. Il percorso è un su e giù abbastanza lungo per arrivare al Bivacco Bianchi. In questo punto il sentiero si apre su una magnifica accengia. Da lontano cominciamo ad intravedere il Bivacco Bianchi. Ancora qualche passaggio un po' esposto prima di raggiungerlo. Siamo abbastanza vicini al bivacco quando sotto di noi vediamo passare un magnifico esemplare di camoscio. Dopo quasi 10 km arriviamo al Bivacco Bianchi. Ripartiamo passando per un primo tratto sul sentiero 428. Grazie a tutti gli amici che ci seguite sul canale. Iscrivetevi e attivate la campanella. Vi arriverà l'avviso dei nuovi video. Per l'ultimo tratto facciamo il sentiero 428A segnato come dismesso, ma in realtà perfettamente percorribile. Arrivederci a presto su questo canale.